Regione Veneto e Veneto Agricoltura organizzano questo ciclo di incontri, 6 appuntamenti, per far conoscere al mondo agricolo veneto le opportunità degli partenariati europei dell'innovazione e di come all'interno della Regione del Veneto daremo attuazione di questa importante opportunità di sviluppo dell'innovazione nel settore agricolo. Sono 6 appuntamenti. Prima vedremo il quadro di insieme, poi approfondiremo le misure della Regione Veneto e infine gli interventi specifici. Delle occasioni per conoscere, ma anche molto per conoscersi, per creare le prime partnership, i primi legami di rete per sviluppare questi progetti. Le partenariat européen pour l'innovation en agriculture ha Il partenariato europeo per l'innovazione nell'agricoltura ha l'obiettivo di favorire l'innovazione nell'Unione Europea in campo agricolo, quindi l'obiettivo è quello di avere una maggiore produzione utilizzando meno risorse, perché oggi le risorse sono sempre inferiori, quindi è opportuno avere una migliore gestione, una gestione più efficace delle risorse che sono già limitate. Si vuole portare l'innovazione sul mercato attraverso un processo stavolta di bottom up, quindi dal basso verso l'alto, e si crea un collegamento sempre più stretto tra la ricerca e la pratica. Finora è stato molto difficile mettere in pratica i risultati della ricerca, perché si partiva dalla ricerca e poi si cercava di metterli in pratica con grande difficoltà. Oggi invece l'obiettivo è quello di rispondere alle necessità che esistono sul mercato in campo, nel settore agricolo, e quindi di permettere agli agricoltori di raggiungere, di mettere in pratica delle idee, ma partendo dal settore concreto, dalla pratica quotidiana. Ecco, qual è il ruolo quindi del suo ufficio? Donc le service, le EIP. Il nostro ufficio, il Service Point o Help Desk della Commissione, ha l'obiettivo di mettere in contatto i diversi partner che operano nel settore dell'innovazione. Questi partner ad esempio sono gli agricoltori, i ricercatori, ma anche i consulenti e il settore industriale, che comunque svolge sempre un ruolo molto importante. L'obiettivo del nostro ufficio è quello di diffondere le informazioni, di identificare le best practice che esistono nei vari ambiti e diffonderle a tutti i partner europei. Il existe déjà l'innovation, donc il faut identifier ces bonnes pratiques existantes, les diffuser, donc les partager avec les autres partenaires européens. La Veneto Agricoltura svolge il ruolo di soggetto che, come abbiamo visto anche parlando del tema dei partenariati, focus group, i gruppi operativi, noi diciamo che siamo coinvolti da vari punti di vista, diamo contributi con tutte le attività di ricerca e quindi alcune soluzioni che possono avere contenuti di innovazione che possono interessare a dei gruppi operativi. Dall'altra parte stiamo già assistendo all'origine alcuni gruppi operativi, adesso vedremo quella che anche è l'intenzione della Regione di utilizzare Veneto Agricoltura come soggetto che aiuta i gruppi operativi a mettersi assieme, a organizzarsi, oltre ad aver individuato prima a monte quelle che sono le tematiche di maggiore interesse per i nostri agricoltori. Cosa fare? Cosa fare? Allora dipende molto da come la Regione saprà mettere in atto gli strumenti che la Commissione Europea ci mette a disposizione attraverso i regolamenti per lo sviluppo rurale. In particolare appunto il regolamento per lo sviluppo rurale ci mette a disposizione gli strumenti versatili, innovativi e potenti. Lo strumento versatile è rappresentato sicuramente da questa misura nuova per la cooperazione. Cooperare, quando parliamo di agricoltura, assume un significato, ma in questo caso assume il significato di collaborare per raggiungere un obiettivo e questo obiettivo è praticamente la soluzione, per venire a una soluzione del problema dell'impresa agricola. Strumento quindi versatile la cooperazione come misura, e poi è uno strumento anche che viene amplificato e quindi diventa potente, perché comunque trova
un riferimento anche a livello comunitario attraverso la partecipazione al partenariato europeo per l'innovazione, che coinvolge quindi altre regioni d'Italia ma anche altri Stati membri, e quindi assume un significato veramente comunitario questa misura, perché la soluzione del problema comunque potrebbe trovare riferimento anche in altri ambiti che non sono solo gli ambiti regionali.